Oggi è stata una giornata sicuramente interessante perché abbiamo trattato tanti temi legati allo sviluppo delle filiere produttive in Sardegna. Quello che è emerso è che ci vuole una unitarietà di intenti, un'unitarietà di progetto legata soprattutto allo sviluppo delle filiere produttive. Come è stato ribadito da diversi interventi, oggi è necessario appunto potenziare tutte le capacità che noi abbiamo in Sardegna, e sono tante, per tutta una serie di ragioni storiche, culturali, eccetera, legate al nostro territorio e ai nostri prodotti, di fare filiera intorno a queste potenzialità. È necessario naturalmente un progetto d'insieme da parte della Regione Autonoma della Sardegna, in particolar modo da parte dell'assessorato, che deve appunto riunire tutte le componenti del mondo agricolo e insieme tracciare un discorso di filiera, un discorso di sviluppo delle potenzialità di tutti i nostri settori produttivi, a partire da quello vicaprino, quello che noi riteniamo essere il principale motore di traino dell'economia agricola sarda, per non dimenticare tutti gli altri, soprattutto quelli che danno caratteristiche alle produzioni, in modo particolare quelle legate alle specificità dei nostri territori.